miei cari amici, bin arriva a nostra casa settimanale indipendente per la cantà e suonà, scritto e diretto da Mario Castagneri e Giorgio Lubrica. Lu produce la musica beat a Dia Spoleto Neu Turin. Al numero da sta smana, alle al settimo dal nostro spettacolin familiare. E all'ancula burà i cantanti e gli attori Carlo Campanini, Gippo Farassino, Mario Ferrero, Paolin, Beppe Muncalè, Ugo Bertinetti, Sergio Bertoldo e me, cioè la vostra Luisella Guidetti. Adesso io lascio in compagnia di Mario Castagneri la rubrica iniziale intitolata I nostri cruci. E se non se l'è venuta che andare al cinema con nostre masnà al di d'anchei diventa sempre più difficile. E non perché non manca la volontà o il tempo, ma proprio perché manca sempre e più la possibilità. La possibilità è trovare un film o film che siano vietati come minimo ai piccini di 14 anni. As dis, ma è le commissioni apposite per visionare i film e censurare? Sì, e Dio mio, ma cosa che servo? A niente o ben a poco, visti i risultati. I produttori cinematografici sono pinambun a fare film normali. La pornografia dilaga, impera e le commissioni di censura, strumentalizzate dal clientelismo politico, dagli interessi privati, dalle pressioni esterne, a più tutto per buon. Ha vieto ste ferie di patanù ai minori di 18 o 14 anni e il gioco alle belle fight. Disuma che vorremmo modernizzare, che l'evoluzione stessa d'altronde più naturale e la nostra esistenza porta a superare certe barriere di prevenzione e certi ciamumi più apparei tabù sessuali, ma credo possibile che la decenza antifilm abbia proprio bandita per sempre? L'uomo duertà le famose persiane sarà e insieme alle persiane l'uomo duertà i mercati e le donine allegre in tutti i cantoni delle nostre città. Le edicole di giornali sono diventate rivendite quasi esclusive e la porno stampa. Al cinema poi, a Stries andese, come l'hai già detto, pensa sotto Natale, cioè, maga quel periodo che le ca abbiano in circolazione e pellicole che vanno bene anche per le masnà. E penso pa, come che si dice, deve inventare l'acqua cauda, Dicendo le son, però io sono convinto che sarebbe d'accordo con me. Anzi mi hanno fatto, anche il fatto che il cinema dovrebbe essere istruttivo, divertente, educativo, alla faccia dell'educazione. Per non che riguarda l'istruzione, poi cosa che mostro, come che si fa per feccit, ma lo sono già tutti, demme da mente a me, gente. Seguendo il corso di tempo, per essere originale, potevano non comprendere due il bene o il male. Adesso, a essere normale, smiuma fa più che. Però, de più avanti, per me, resto un re. Corriamo, su presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno zeppo e posto non troviamo, mai per noi verrà. Fatti e cose del Piemonte commentati da Mussut Autas e Madame Bonin, impersonati da Beppe Moncalè e Luisella Guidetti. C'era Madame Bonin,
Ma che splendor che lei con sto soprabito neo trinca. Hai una propria salute. Non si fa utarsi rea. E lo pregheria neanche a me con le smancerie. Sabe neanche i gira i denti subito che rivolge fino alla parola. Su sì, a lei soprabitinca la regalame me fios, cul che studia da dottor. Ah, ma chi la? Ha un fios che studia da dottor? Beata chi la. Mia famiglia è manca già che studio da malavi. A studio per poter sopravvivere, viste le condizioni dell'assistenza sanitaria del Didancheuil. Non si fa utarsi come al solito chi la fa il temprin, eh? Avel feie la punta tut. Ma cosa vuol mai chi fa alla punta le cose, mi? Avete neanche né altri pensionati, insomma, ciapà, come le ciapà l'Europa entrega. Insomma, sempre in crisi per mancanza di energia. Però l'energia ant la lenga chi la manca mai, ne? Madama Bonin, ma che mi lascia almeno che un po' un pensionato si sfoga, ma neanche ormai di una pietut per buon. Ant lui ha la propria ragione. Noi piemontesi gli astuma tutte le battute. Risuma, e tu le ruma l'aumento di prezzi, le scarse garanzie dal travaglio, le trattative di partiti, le crisi economiche, le dimissioni di assessore, eccetera, 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 eccetera. Cara Madama Bonin, tu le ruma, allora fai diventare il Piemonte una tolleranza. Non si fa utas. E devo sempre ricordare che chi la parla con una signora, che svita la miserola, sa per neanche a me non morde. Ma cosa che fa? Ambisca a sigarette? Ma da quando che le pittasse a fumare? Mi veramente lei sempre fumò, ma che adesso, e fumo anche per la strada, tanto per deme un po' di blaga. Perché? Hai da essere blaga a fumare? Oh, e lo credo, Madama Bonin, con lunga son corso di sigarette, fumare diventa ogni dit ping lusso, e sigarette sono diventate come i cit, tutti i giorni corso un po'. Oh, ma proprio da buone. A me lo disia me genner l'autardì, che è sigaretta costo fino a 7 centesimi al pacchetto. Sì, i sigarette vanno a gara per vedere quelli che riescono a arrivare prima a 1000 lire al pacchetto, alle diventare il mini palio di Stato. Ah, ma d'altronde mu si fa utas anche mine, a mia maniera e fumo. Chi la fuma? Fumo della rabbia, vede come vanno le cose al Didancheuil, ma lo sa che le torna a partire la giunta. Lo sai. Il sindaco ricorda, con tutto il rispetto, qui che vendivo la farinata e il castagnaccio fuori dalle scuole in me tempo, anche il sindaco adesso, tutti diciamo la giunta, proprio come noi da Cita, qui del castagnaccio, con la sola differenza che noi da Cita la giunta è riuscita da vela, mentre adesso... Cosa vel mai mu si fa utas? Oh, ma sa cucina sono tornante le cane, ha bisogno proprio che scappa via, arvedlo. A ben arvedla, Madama Bonin. A una piscina pubblica, hai il padrone della piscina che dice a un: senta lei signore, sa che non si può fare la pipì in piscina? Ma la fanno tutti. Sì, vabbè, ma non dal trampolino. Juan che si perga all'Alcapè. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Ti Farinel, e salute Pignin. Guarda che la subia tranquillo. Oh, ciao Rensin, e la via neanche vedete. Come che va? Mi hai capito, ciao Farinel, e ti chiami come che sta con me per avere notizia mia fumna. Mi hai capito subito, i bersaglieri alla tua forza. Ti sei un po' troppo malfidente, me che Rensin. Sarai malfidente, ma sono un folle. Comunque lo dico di te, mia fumna sta proprio bene, specialmente adesso che l'uomo ha il dottor nuovo. Ah, perché? Lei ha cambiato tour? L'uomo ha cambiato perché mia fumna ha detto che così è più in gamba. E alle vera? Come sarei a dire le vera? Le altro che vera, e oltre a essere in gamba, alle tanta scrupolosa per le visite, a fare neanche da bisogno che lucciamo, avem proprio sempre quel a sua iniziativa.
e poi ha detto che il dottore alla mutua a tornare al dottor come casdeu. E trovi strano tutto questo interessamento. E dimmi un po', hai visitato così? No, mi han visitato mai. Ha visitato sempre mia fumna. Anche ieri sono arrivato qua, e che lei era in cammino che la visitava. Ebbene, e vede che la Madonna l'ha aiutate a fare truendo tour parei. Se la Madonna vorrei aiutare me, alla via Magdalena inventé il dottore alla mutua. Tira in sì. E quando la visitava, tua fumna come era? Vestia o dispia? Cosa che crede? Disintelligente o furbo? Come faceva essere vestita se era in cammino che si faceva visitare? Guarda, n'era in sì. Forse le mei che ti fase visite ti. E mancheria ancora quella? Mi son paura quella? Adesso il molo. Ciao, l'engata perfida. Ciao Rensin, e fai un basin al capella superga. Oh, poeta e musicista, attenzione perché anche io ho una vis per voi altri. E l'uomo ha deciso a tenere al Teatro Alfieri, al mese di marzo, una rassegna, sì, insomma, quasi un cheap festival a canzoni e poesie piemontese. Questa annunzia è perciò diretta a tutti i cantanti, compositori e poeta residenti da qualsiasi parte del mondo. Vabbè, sarà un vincitore, eh? Gli unici che vinceranno saranno al Piemonte e la lingua piemontesa. Chi che desidera partecipare alla Magda fa richiesta dal regolamento alla musica BIP ad via Spoleto Neu Turin. Mercoledì passato, alle staglie la prima ad le seire dedicata agli artisti a nostra ca. La cornise elegante dal teatro ad la scuola media all'Istituto Maffei. Assieme al palco a son sfila personalità dal teatro piemontese e della sport. La banda musicale Eliana ad Montbersei d'Ast ha avuto la consacrazione ufficiale come uno dei complessi più validi nel campo della musica folcloristica tradizionale piemontese. Mario Castagneri ha approfittato del fatto che in sala hai fusa al mai dismentiato cheat dal ciclismo italiano, cioè al campione Nino De Filippis, per intervistarlo. Dopo l'intervista, eu farò una scutè antò che seguita la banda musicale Eliana, diretta da Elio Barbero, Monsieur e Madame, Mario Castagneri e Nino De Filippis. Prima di chiudere con l'orchestra Eliana, voglio ancora invitare qua sul palco un altro nome caro a tutti i torinesi, un campione che ha portato il nome di Torino in tutta Italia, Nino De Filippis. Nino De Filippis, mentre gli diamo il benvenuto a nostra casa, come c'è me racconta qualcosa, dice non chi vuole, non ti ricorda sportivo, non chi vuole. E penso che devo parlare in piemontese. Guarda come vuole. Penso, forse è la prima volta che faccio un'intervista in piemontese. E dopo che le passai così, nella schiera d'artisti, la mia presenza sì, penso che sia un po' fuori. Assolutamente, il torinese la portanziera, il nome è più Poi ricco. mi determinerà da in modo sai neanche cosa potrebbe raccontare. La tua prima vittoria, per esempio. Ma vedo che sei davanti e tanta gente giù, se neanche così non ricordo, penso che sia stata la tappa a Turin. Era il 56, partia da Gap Turin, as due scalesse 5, tra i quali il Vas, l'Isoar, Montenegro, Sestia, perché anche scampinano.
Pure due sul diventare, come si suol dire, delle signorine. E due all'utenza Magau, il quale tutte le salite regolarmente 4 minuti ampiava e regolarmente in discesa andava a Piero. Sono arrivati 10 km dalla Rio, dice a Pagau, io ero un certo verso mentre in pista e mi ricordo sempre erano insieme che mi vero che tira la volà e mi in italiano, fatti furbo, non vedi in che stato sono, bella grazia che non riesca a arrivare coi primi, che non perda le ruote. Come sono entrato allo stadio, che era là, sono a Perdiro, perché a spalla 60.000 persone, un urlo, insomma, forse selvaggio della folla, all'abitare, come si suol dire proprio in classico piemontese, una birra d'os, che vuol dire a vedere se stai il Padre Eterno in quella pista. Tanto vera le sue si abbatte occhio, ancora campione del mondo, che in là era io, modestia a parte, stava la sera stessa. Quindi è stata forse la mia più bella vittoria, una vittoria voluta soprattutto, e una vittoria voluta da tutti i turinesi, perché su stai lui che l'andame la carica per vincere. Aie, narrata puloira, il pipistrello, la mamma con socit. A volo, suta ai passa, un rat, un bel topone così, con socit, al cita guarda, avete il pipistrello volei fa, mamma guarda, un angelo, che ingenuo. Finì il ciclo dedicato a Carlo Artù, al nostro Gipo Farassin, a da vita da stasmana a un nuovo personaggio, cioè la caratteristica figura d'un sindic dal Munfra. Perciò, monsieur e madame, Gipo Farassin, antifastidi d'un sindic. Spettabile consiglio è giunto e con povesoni, che se stevi nan zitti mi ho mantuc fuori così non sentite pignanti. Questo consiglio ho voluto tenerlo pubblico perché come vostro sindaco io ne ho il diritto e ne ho anche il rovescio. E ti sei sur minut pianti a lei da sbilaucette insieme a quella catena. Come dicevo poc'anzi, sto consiglio qui è pubblico, perciò tutti, dico tutti, a persudire a sua. Ma il prim che porla e tira in caramella sulla testa, perciò è meglio che parli in anima che mi ascolti. Oh, dunque, all'ordine del giorno, a ieri visita che l'onorevole ministro della pubblica istruzione a Revnine Fe Giobia passò.
E ben, signori del Consiglio e compavesoni, in quell'occasione, ve lo devo dire in tutta sincerità, pischieri che paraia di un anfè. Per desit blog io mi fino a fondare la biblioteca civica, ma io non mangio che i costi liberi che io mi catò sono i rote, così io continuiamo a essere culi bestie che soma, e quanti arriva i ministri a fumare figuri che io mi faccio. Quanti era onorevole, per esempio, per rendersi conto del grado di istruzione del Mosnò, a Ciamoia il fior del Battista che culera Garibaldi, e ben, è vero, sapei che la rispondi con la bestia del fior del Battista, la die che Garibaldi, a reculcare fai vani in Napoli in Piemonte. Ma spero essere più ignorante, parai, ignorato, ma dovrei sapere lo tutti che Garibaldi recurca l'inventare l'Italia, che quando era dia Nino Bixio qui, o si fa l'Italia o si muore, e Nino Bixio che le sebe rispondi, fumo l'Italia, per carità, e che Garibaldi fu ferito una gamba, Garibaldi è sempre in gamba, Garibaldi resta in pé. Punto, basta, e a parte la citazione storica, mi voglio esporre alla pubblica disapprovazione al comportamento del maestro, che al momento della visita del ministro, che allora era un rostro ciogmenoso, giochetto rasato con giuanori. Passiamo al problema delle poste. Ma cosa fai, consigliere Tromlino? Mangi, ma io già proibì che portassi sangue quando la riunione, perché questa era una sola consigliere, non una stola, no, te. Domani mattina Cornelio il nos messo ad offrire la mossa per pulire il fervaio e i tocchi del panrisio che sbardelli per tala. Paesani, consiglieri, voi mi avete votato, voi mi avete eletto, e ciò sta a significare che avete entro di me una profonda stima e rispetto. Perciò quando che me dico che la campagna del porco, la cioca del porco, questo consiglio non gliela paga neanche su sciopa, voi dovete capirmi, voi dovete darmi ragione. Anche perché quando io gli ho chiesto al porco che mi prestasse il microfono perché doveva fare un discorso al paese, che allora rispondimi che poteva fare meno, perché no su curbroia, a lui per lo sentire tutti benissimo anche senza microfono. E lui siamo pastore degli anime, l'anima del pastore, se i pastori sono parai poveri babaro. Se vuole la campana il porco, che suoni bene, carabata la sua testa veda contro il miraglio del campanin e otterrà un suono più sclinto ancora. Comunque, questa qui del porco è una storia cantando proseguire anche nella prossima seduta. Ma vedendo che la tensione viene a mancare, dichiaro solennemente chiusa questa seduta. Ti segretario, cerca di sviate perché se dormi con te andiamo proprio una bella belle qui. Ma prima di andarsene, v'invito a gridare tutti con me: viva il nostro benamato sindaco, che sarebbe per me.